Tema fondamentale per il settore agricolo è la nuova PAC, la politica agricola comune per la programmazione che riguarderà il 2014 fino al 2020. CIA Treviso e Confagricoltura Treviso hanno creato Agricoltura 2.0, un ciclo di incontri essenziali per capire cosa succederà nel sistema agricolo in Veneto e in particolare nella provincia trevigiana e per far luce sulle priorità degli agricoltori. Questa collaborazione che è nata ha un nome, si chiama Agroinsieme, è un coordinamento che ha forma a livello nazionale. Confagricoltura Treviso e CIA Treviso ci credono in maniera particolare e questo è solo uno dei momenti in cui mettiamo insieme le forze per l'obiettivo comune che è il bene dell'agricoltura. Questa serie di incontri in realtà è finanziata dalla Camera di Commercio di Treviso che ha creduto in questo progetto e ci porterà a incontrare molti agricoltori per sviscerare assieme a loro quelli che sono i temi attuali che riguardano la politica in questo specifico incontro. Tanti gli argomenti sui quali è necessario confrontarsi: il sostegno al reddito, il concetto di imprenditore attivo, l'inserimento dei giovani, il greening. Ma di cosa hanno davvero bisogno gli agricoltori? Una politica agricola che ha visto la riduzione del finanziamento per questa politica che ad oggi è sempre una delle poche politiche comuni dei 27 paesi, ma che dà la possibilità appunto di gestire questi temi, che per l'agricoltura è importantissimo: il professionalizzare l'imprenditore agricolo, andare a un sostegno del reddito delle proprie produzioni e soprattutto a avere delle produzioni sostenibili. Questo è quello che si chiede: giovani, professionalizzazione, agricoltura sostenibile. Cosa cambierà nel futuro delle aziende? Ci sono dei temi importanti che vengono anche introdotti, come l'introduzione del finanziamento su nuove colture, un finanziamento ai giovani, sulla sostenibilità ambientale, una rimodulazione del finanziamento che deve tener conto di quello che la politica europea chiede, deve tener conto soprattutto in questo contesto territoriale dove noi viviamo. L'agricoltura ha un fondamento, ha una parte importante dell'economia di questo territorio, per cui dovremmo conciliare queste due anime. È stato prodotto un macchinone molto complesso, lo stiamo un po' alla volta capendo, non è esattamente quello che speravamo di poter ottenere dalla Comunità Europea una politica così che per il territorio veneto e soprattutto trevigiano desse dei segnali che andassero a captare le reali necessità locali in maniera più precisa, però speriamo che così nel work in progress vi sia la possibilità di rimaneggiare quella che è l'impalcatura che abbiamo visto fino ad oggi per correggere quelli che possono essere secondo noi degli errori. Innovazione e competitività, ma soprattutto tutela delle produzioni, patrimonio dell'agricoltura veneta.